Dottor Federici, oggi si è parlato di sostenibilità, di innovazione, di opportunità per i territori e soprattutto per i player, sia della pubblica amministrazione ma anche ovviamente per le imprese e anche sì per i privati, si potrebbe dire anche questo. E oggi Enea ha presentato veramente un progetto pionieristico che parla del PAESC. Sì, la nostra piattaforma vuole essere a supporto delle competenze e della disponibilità di dati e informazione per i comuni, in particolare i piccoli comuni che ovviamente non per negligenza ovviamente, ma per carenza e pochezza di risorse non riescono da sole con i propri uffici tecnici a sviluppare un vero e proprio piano per la decarbonizzazione nel lungo periodo. Allora con la nostra piattaforma e ovviamente nel nostro ruolo sia di assistenza e supporto alla pubblica amministrazione centrale, sia nel particolare di coordinatori territoriali nazionali del patto dei sindaci, andiamo a fornire uno strumento con il quale andare a monitorare lo stato di avanzamento delle misure proposte e di conseguenza anche attraverso il confronto, la discussione di quelle che sono delle buone pratiche attuate nei vari comuni, sui vari territori di riferimento, possono essere poi messe a sistema e valorizzate per andare a monitorare e pianificare degli obiettivi di lungo periodo.